Benvenuti e ben ritrovati. Oggi è martedì 17 marzo 2026. Il sole sorge alle 6:18 e tramonta alle 18:20. La luna si leva alle 6:14 e cala alle 18:33. Il 17 marzo è il giorno in cui gli irlandesi festeggiano il loro santo patrono, San Patrizio. Ma chi era questo personaggio e perché è così importante per l'Irlanda? San Patrizio nacque in Gran Bretagna nel IV secolo. A 16 anni fu rapito e portato in Irlanda come schiavo. Lì si convertì al cristianesimo e dopo 6 anni riuscì a fuggire. Studiò per diventare sacerdote e poi tornò in Irlanda per predicare il Vangelo. Fu lui a fondare le prime chiese. Si dice che usasse un trifoglio per spiegare il mistero della Trinità. Il trifoglio è diventato così simbolo della festa insieme al caratteristico colore verde. Oggi compie 87 anni il Trap, Giovanni Trapattoni, una leggenda del calcio italiano. Da giocatore vinse 2 scudetti con il Milan, da allenatore ne conquistò 8 più una Coppa dei Campioni e una intercontinentale con la Juventus. È l'allenatore italiano più titolato al mondo, è un'icona di saggezza sportiva e simpatia. Spegne 75 candeline Kurt Russell, uno degli attori più amati di Hollywood. Iniziò da bambino con la Disney per poi interpretare ruoli memorabili in film d'azione e d'autore. Ha lavorato spesso con Quentin Tarantino in pellicole come The Hateful Eight e C'era una volta a Hollywood. Tanti auguri anche a Edin Dzeko che oggi compie 40 anni. È il calciatore bosniaco più forte di sempre, ha segnato più di 50 gol in 3 dei 5 principali campionati europei, impresa riuscita solo a pochissimi campioni come Cristiano Ronaldo. Attualmente continua a dimostrare il suo valore sui campi internazionali. Il 17 marzo 1861 nacque ufficialmente un nuovo paese in Europa, l'Italia. La legge che sanciva l'unificazione fu firmata da Vittorio Emanuele II, il primo re d'Italia. Si realizzava così l'idea del bel paese, unito in una sola nazione, un sogno inseguito fin dai tempi di Dante Alighieri. Oggi parliamo di un modo di dire inglese famosissimo, no pain, no gain. Significa letteralmente nessun dolore, nessun guadagno, nessuna vincita. Viene usato per sottolineare che l'impegno, la fatica e il sacrificio sono passaggi necessari per raggiungere qualsiasi risultato ambizioso o successo personale. Quando Vincent van Gogh morì, le sue opere erano quasi sconosciute. Fu la vedova di suo fratello Theo, Johanna van Gogh Borger, a gestire con determinazione l'eredità artistica del cognato. Riuscì ad organizzare una grande mostra a Parigi proprio il 17 marzo 1901. Fu il primo vero trionfo che diede inizio alla fama mondiale del genio olandese. Oggi vi raccontiamo la storia di un genio tormentato, Alexander McQueen. Un ragazzo di umili origini diventato uno degli stilisti più influenti al mondo. Le sue sfilate erano spettacoli visionari che univano arte, miti oscuri e tecnologia. Purtroppo il successo non bastò a placare la sua profonda depressione. Si tolse la vita nel 2010 a soli 40 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo della moda che ancora oggi lo celebra come un artista rivoluzionario. E ci salutiamo anche oggi con la nostra frase del giorno. Nel libro della vita le risposte non sono nella copertina. Ma se vi state chiedendo come iniziare la giornata domani, allora posso sicuramente consigliarvi un nuovo imperdibile appuntamento con l'Almanacco, pieno di curiosità, modi di dire e informazioni da tutto il mondo. Grazie per essere stati anche oggi con noi, a domani e buon 17 marzo dalla vostra Jaire.